Massimo Stano, Larissa Iapichino, Mattia Furlani. C'erano anche i 3 campioni ai vertici dei ranking mondiali al Thermal Forum di Abano Terme nella serata in cui accanto al giornalista Andrea Schiavon si sono raccontati per la prima volta insieme. Un incontro all'interno del raduno nazionale che ha portato ad Abano e Montegrotto gli atleti del gruppo nazionale delle Fiamme Oro, fieri di indossare la maglia cremisi che li accomuna. Il sorriso di mamma Fiona May, Larissa Iapichino, vice campionessa europea nel 2024 nella specialità di famiglia e salto in lungo, così racconta la sua esperienza. È un momento per conoscerci meglio, un momento per proprio sentire quello che è lo spirito di squadra, lo stare insieme, cosa che magari non può capitare durante l'anno con i 1000 impegni che abbiamo e poi alla fine con l'atmosfera insomma che comporta quello di fare uno sport individuale. Racconta di volersi migliorare ancora Mattia Furlani, 20enne, bronzo olimpico a Parigi 2024, fresco della conquista del titolo ai mondiali di Tokyo con il suo salto da 8 metri e 39 centimetri che sui giorni che sta vivendo. È un momento di relax e di gioia tutti insieme e soprattutto prima di iniziare una stagione veramente importante, di riprendersi a allenare veramente con le alte velocità, possiamo rilassarci, abbiamo questa fortuna di riprendere con calma ed è un orrore bellissimo.